C'è un caicco particolarmente affascinante, ci possiamo avvicinare per salire là? Abbiamo più volte parlato durante questo viaggio a Salina dell'agricoltura. In questa baia stazionavano decine e decine di velieri meravigliosi, venivano chiamate le gondole del Bosforo, che caricavano i prodotti dell'alimentazione verso un po' tutto il mondo. Oggi queste barche meravigliose vengono utilizzate per tutt'altro scopo. Elio è il proprietario di questa barca che ci ospita. Come si vive, come si vede l'isola da qua? Vederla dal mare, l'isola è bellissima, anche perché uno ha la possibilità di fermarsi in posti dove non si può arrivare, che non solo con la barca. Passare delle nottate alla rada, vedere bei tramonti, le albe meravigliose che ci sono qua nelle isole Eolie. Senti, quanto è lunga questa barca? La barca è 24 metri. Quante persone può portare? Noi può portare fino a 52 persone, ma per noleggio 12 persone. Quante camere? 6 cabine matrimoniali, tutte con bagno, doccia. E per gestire una barca così quanto personale serve? Come personale bastano 2 persone, un comandante e un marinaio. Oh, voi da casa vi starete chiedendo, ma quanto costa una settimana di vacanza su una barca così? Me lo sto chiedendo anch'io. Elio, quanto costa? Direi che non costa molto, si può paragonare al costo di un albergo a 4 stelle. Considerando la bellezza della barca, i posti dove si va, direi che costi pochissimo. E allora vale la pena di entrare? Ma vieni dai, ti faccio vedere la barca. E naturalmente a bordo non ci si fa mancare niente. Noi di sabato e domenica estate siamo stati accolti dalla buona musica del gruppo Emles, che fa musica etnica, musica siciliana, dal buon mangiare e da dei